C'è un fatto, diciamo così, da rilevare importante, che l'ordine, diciamo così, la sicurezza vengono mantenuti dentro anche queste realtà di accoglienza, pur difficili e pur complicate, soprattutto quando sono così numerose come nel caso di Bagnoli. Certo, rimane un problema aperto. Noi nel nostro ordinamento prevediamo le procedure di espulsione per chi ha avuto il permesso di soggiorno e quindi anche il reimbarco e il riportarli nel proprio paese. Nel caso dei richiedenti asilo, questa è una normativa che va ancora perfezionata, nel senso che i richiedenti asilo hanno diritto, finché non c'è anche l'appello che eventualmente respinge la loro richiesta di essere rifugiati, ad avere una protezione, un riconoscimento. Nel caso li venga revocata, come in questo caso, c'è una sorta un po' di vuoto legislativo che va colmato al più presto, e io credo che rapidamente questo dovrà essere fatto anche per risolvere questo caso. Innanzitutto questi in questo momento sono, diciamo così, tra virgolette, illegalmente nel nostro territorio, e quindi appena sarà possibile bisognerà farli ritornare nel loro paese.